E dopo questa notizia la linea va a Pordenone al direttore Anna Zoldan per notizie e aggiornamenti relativi ad Alto Adriatico ed Extra Tagliamento. Grazie ad Annalisa Anastasi e ai colleghi della redazione di Udine. Allora, cari telespettatori di Videoregione, proseguiamo il nostro telegiornale proprio con le notizie dal Veneto orientale. Allora, intanto il sindaco di Portogruaro Bertoncello ha messo un'ordinanza che riguarda le deroghe alle chiusure festive domenicali degli esercizi commerciali e questa nuova ordinanza riguarda la possibilità per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio del territorio di aprire insomma nelle giornate di domenica 21 e domenica 28 agosto 2011. Questo anche in considerazione del fatto che il Presidente della Provincia di Venezia ha avviato un'azione di proposta normativa mirata ad ottenere il riconoscimento dell'intera Provincia di Venezia quale zona d'economia turistica e quindi anche per permettere una flessibilità di orari. Un argomento che ci introduce il nostro ospite presente nella nostra redazione di Portogruaro del Veneto orientale, Massimo Zannone, Presidente della Confcommercio della Regione del Veneto. Buonasera Presidente, grazie per essere presente nel nostro telegiornale. Abbiamo appena sentito deroghe, c'è la richiesta anche da parte del Presidente della Provincia di Venezia di questo riconoscimento, quindi sostanzialmente poi anche una deregulation per quanto riguarda gli orari di apertura? Ma io credo che una situazione come quella che stiamo vivendo in questi mesi, così grottesca, dove non c'è un ente che riesca a far capire esattamente all'altro ente qual è il ruolo e qual è la differenza di regole che bisogna far rispettare sul territorio. La provincia fa delle buttate che non è di competenza propria, il comune fa delle dichiarazioni che non sono assolutamente in linea con quella che è la regola dice che orari sono dati dalla regione, lo Stato fa delle leggi sul turismo e la regione sta facendo una legge che è completamente opposta a quella che oggi è la proposta che arriva da Roma. Lei parlava un attimo fa di tassa sul turismo. Quindi stiamo vivendo un momento tragico da un punto di vista delle normative e del rispetto delle regole e poi continua ad essere sempre fortissima la capacità di chi vive collateralmente, poi si sente che qualche consigliere regionale ancora chiede maggiore attenzione per quelli che arrivano da fuori Italia e non si riesce a capire a chi spetta questo. Forse è il caso di dire che l'Italia non è il paese che può risolvere i sogni di tutti, in questo momento non risolve neanche le cose semplici di nessuno. Abbiamo visto anche quanto accaduto poi con le notizie di cronaca a Padova, presenza insomma anche di persone che magari non riescono a integrarsi, ma ritornando appunto anche alla questione degli orari degli esercizi commerciali, c'è anche poi la problematica che riguarda i dipendenti di questi esercizi dei centri commerciali che ovviamente polemizzano con questa possibilità di aperture così anche abbastanza frequenti. Si parla dell'applicazione della cosiddetta norma Bolkestein e bisogna tutelare anche le famiglie di questi lavoratori. Come risolvere queste divergenze? Sono assolutamente d'accordo. Mi permetta di fare una precisazione. In questo momento qua le imprese, qualsiasi siano, non sanno se hanno un futuro davanti. Figurarsi se il problema è tenere il problema della famiglia, che è il più falso che esista in questo momento. L'importante è mantenere il rispetto dei contratti di lavoro. Non c'è nessuno che in Italia oggi che ha un contratto regolare alla fine della sua settimana o mese di lavoro può essere considerato una persona sfortunata. L'importante invece è riuscire a trovare posto chi non ne ha e se qualcuno la domenica non vuole lavorare basta che l'impresa assuma un altro e lo paga per quello che fa il lavoro domenicale. Quindi sarei veramente arrivato al limite nel dire basta con questa demagogia assurda che si vuole il tempo libero. C'è metà d'Italia che lavora da sempre tutte le domeniche, non solamente per quanto riguarda i pubblici esercizi, ma il pubblico, la sanità, tutto quello che è emergenza, non si riesce a capire chi sono questi privilegiati. Il problema è un altro: se si deve dire che chi lavora la domenica deve fare riposo negli altri giorni, questo mi sembra ovvio, e quello che per noi è interessante è che vengano tutelati i lavoratori per quanto riguarda le norme e il rispetto del lavoro.
Chi oggi continua ancora a fare il ragionamento del posto fisso e non sappiamo più se noi che rappresentiamo le piccole e medie imprese abbiamo la possibilità di aprire domani mattina, perché le crisi sono assolutamente una dietro l'altra e alla fine non ne veniamo più fuori. E dall'altra parte la necessità di avere delle situazioni di bubbana che non esistono più come minimo dal 2008, è meglio che non ci prendiamo in giro. Noi abbiamo il massimo rispetto dei nostri collaboratori, ma se ci vengono a chiedere delle cose lunari noi non possiamo né tentare di rispondere in maniera affermativa né prometterle, perché sarebbero false e scorrette. Senta, un'ultima domanda, periodo di saldi estivi, come sta andando? La stagione sta terminando anche per quanto riguarda i saldi. È stato fatto un passo avanti per stabilire una data tra le regioni più importanti d'Italia, non è ancora stato fatto il vero passo in avanti per quanto riguarda la possibilità o di fare i veri saldi, quindi bisogna portarli non il 3 di luglio ma verso fine luglio, e questo è un problema che rispetto alle città che si svuotano con il momento delle vacanze vorrebbe dire non vendere più nulla. Dall'altra parte c'è chi porta avanti l'idea di liberalizzare la possibilità di commercializzare il prodotto tutto l'anno. Io ho l'impressione che comunque questi non sono saldi che hanno mai servito a sistemare le casse di nessuna impresa, perché gli unici veri saldi sono quelli invernali. Grazie quindi al Presidente della Confcommercio della Regione Veneto, Massimo Zanona, grazie Presidente e buon lavoro.